siamo solo noi, non c'è bandiera che ci limiti. Un pomeriggio per festeggiare le tante associazioni sportive del territorio e gli oltre 50 atleti locali che stanno ottenendo importanti risultati nelle competizioni ad ogni livello. Il palazzetto Azzurri d'Italia di Cavallino Treporti sabato pomeriggio ha accolto centinaia di piccoli e grandi sportivi, preparatori, genitori e nonni, tutti assieme per festeggiare lo sport del territorio, dalla pallavolo alla voga alla veneta, dalla danza al karate, dallo yoga alla ginnastica dinamica militare, per un'offerta sportiva veramente invidiabile. Dopo il Covid finalmente le società sportive possono esercitare liberamente la propria attività. Lo sport è importantissimo per la nostra comunità e per tutte le comunità. I valori dello sport per i giovani sono importanti, ma è importante per le persone che non sono giovanissime, ma anche per chi raggiunge la terza età, tenersi in buona forma fisica. Quindi lo sport per tutte le età. Noi ringraziamo sempre i genitori, i nonni, le società sportive, gli organizzatori e gli atleti, perché crediamo che una comunità che sta bene è una comunità che fa sport. Non ti voltare, non ti fermare, fino all'alba. Alla festa dello sport anche un momento simbolico, la consegna da parte dell'amministrazione del gonfalone del comune ai futuri olimpionici Riccardo Baldan, Linda Lazzarini e Alberto Chico Fracassi. Consegnare il gonfalone del comune di Cavallino Treporti è il simbolo che quegli atleti che vanno in lidi internazionali portano il nome di Cavallino Treporti e il simbolo con il logo di un territorio che completamente, interamente, con grande entusiasmo fa il tifo per loro e li sosteniamo sempre. Oggi che si ferma il tempo. Ospite d'eccezione dell'edizione 2023 Andrea Lucchetta, ex pallavolista italiano che con la nazionale ha fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni che nell'89 e 90 ha portato l'Italia della pallavolo sul tetto d'Europa e del mondo. Sono finalmente ritornato a distanza di più di 55 anni e ho trovato ovviamente una Cavallino Treporti completamente rinnovata. Il messaggio più bello è proprio quello dell'inclusività. Si includono tutti gli sport all'interno di un percorso nel quale l'amministrazione comunale, le SD, i volontari, le società sportive danno a questi ragazzi uno spunto importantissimo. E direi che qua tra sole, sabbia, sale, sorrisi, c'è un bel po' di cose da fare, Super spiketta a tutti.